saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esploraiana. Stiamo trasmettendo dalla meravigliosa cornice di Villa de Claricini Dornpacher, un parco da lasciare senza fiato. Io spero che voi possiate in qualche modo vederlo già da questa inquadratura. Tra l'altro anche il clima concilia perché è leggermente ventilato, quindi non c'è quella cappa di caldo. Ed è come se essere in questa villa improvvisamente ci sia lasciati dietro le calure, le canicole, qualcosa di magico. E sono qui con il presidente della Fondazione de Claricini Dornpacher, il professor Boldino Cernoia, e ci troviamo a Bottenicco di Moimacco. Siamo alle porte di Cividale, quindi siamo anche molto vicino, siamo più o meno a un quarto d'ora, 20 minuti da Udine per arrivare alle porte di questo paradiso. Professore, approfittiamo della sua ospitalità. Intanto vi ringrazio per essere venuti da noi e per conoscere questa realtà. Ma noi ci troviamo proprio nella parte storica, no, della Villa de Claricini Dornpacher, un giardino che ovviamente rende questa villa attraente dal punto di vista non soltanto estetico ma anche dal punto di vista naturalistico. È una villa che è stata costruita nel 1640-1670 dai conti de Claricini Dornpacher. Sono una famiglia nobile che era arrivata a Cividale del Friuli nel 1200 proveniente da Bologna. Ovviamente a Cividale aveva il suo centro e il suo insediamento, quindi ci sono anche delle testimonianze a Cividale della loro presenza, come palazzi, come vetrate dedicate a loro nel Duomo di Cividale, ci sono le loro tombe, quindi c'è una testimonianza in Cividale di questa famiglia. E come tutte le famiglie nobili avevano anche una residenza in campagna per gestire i loro interessi. Hanno scelto Bottenicco, che tra l'altro era una scelta storica perché a Bottenicco di Moimacco, che faceva parte della centuriazione romana, tutti i nobili e aristocratici avevano la loro villa, quindi è stato anche facile da parte di questi nobili scegliere questa località. All'epoca c'era la Repubblica di Venezia e tutti i nobili avevano anche costruito queste ville per così rifornire Venezia di cibo e di legnami, e quindi avevano costruito qui in Bottenicco questo insediamento che è stato acquisito proprio a Venezia nel 1640 e che dopo ha iniziato con questa costruzione nel 1670 ed è terminato con la costruzione della chiesa nel 1690. Questa villa è di stile prettamente friulano-veneto. Come la vedete ci sono tutte le caratteristiche che riguardano questo tipo di insediamento urbano. La villa è stata vissuta fino al 1968 dove l'ultima discendente della famiglia de Claricini, la contessa Giuditta de Claricini Dornpacher, ha vissuto e quindi alla sua morte ha deciso di lasciare tutto questo patrimonio a una nascente fondazione che è una fondazione con scopi culturali, oltre che per la gestione di tutti i suoi beni e di tutto il suo patrimonio. Ci troviamo in questo momento nel Parco all'Inglese. Il Parco all'Inglese che è come vedete un insediamento anche botanico, arboreo, con dei bellissimi alberi secolari che sono tra l'altro tutelati dalla regione e che si affacciano su un viale monumentale che è il Viale dei Cipressi, che dà sulla Cividale Moimacco, un viale di 200 metri che sarà tra poco anche tutto illuminato e quindi sarà l'entrata principale nobile di questa villa. Si entra nel Parco all'Inglese e dopo si entra in un'altra
caratteristica di questa villa, cioè il giardino all'italiana, che è il giardino segreto di Villa de' Claricini. Perché si dice segreto? Perché i nobili ricevevano in questo giardino i loro ospiti, ma anche avevano la loro vita personale. Quindi si chiama giardino segreto perché è all'interno di questo hortus conclusus, che è un insediamento murato di circa 8 ettari, che dava alla famiglia questa bellezza di questo insediamento. Il giardino all'italiano è stato restaurato anche recentemente con tutti i suoi monumenti lapidei, e quindi vedrete che questo giardino si presenta con una rara bellezza, ed è stato oggetto anche di una ultima pubblicazione a cura di Francesca Venuto, che è una storica dell'arte e un'esperta di giardini, tant'è vero che questo giardino fa parte dell'Associazione Nazionale dei Giardini Storici. L'insediamento invece della villa fa parte delle dimore storiche italiane, quindi siamo in un ambiente prestigioso, accogliente, anche perché ci si può visitare, si può viverlo con le manifestazioni culturali. Volevo fare un appunto proprio su questo, perché proprio questo ambiente, questa location viene utilizzata per degli importanti eventi che si svolgono sia all'esterno che anche all'interno. Adesso siamo nel periodo, tra l'altro, nell'anno dedicato a Dante, e sì, quindi ricchissimo veramente di iniziative. Sì. Siamo nel 50° della fondazione, e io dico eredi di una cultura secolare, con una mission che è quella di fare cultura. Pertanto, per dedicare i 50 anni della fondazione a un argomento di elevata cultura che era proprio della famiglia de' Claricini, l'abbiamo legato a Dante. Nel 1466 il conte Niccolò de' Claricini editò l'unico codice dantesco prodotto e originato in Friuli, che si chiama oggi Codice de' Claricini, che trascrive tutta la Divina Commedia con tutte le annotazioni in latino su questa importantissima testimonianza di Dante Alighieri. Il motivo è questo per il quale noi abbiamo creato un'annata particolare di eventi: teatro, musica, conferenze, mostre d'arte, un insieme di attività che è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura come uno dei progetti nazionali, che sono stati tra l'altro approvati da questo Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche. In questi giardini si svolgono concerti, si svolgono manifestazioni teatrali, e quindi in altri locali della villa ci sono locali destinati alle mostre d'arte, locali destinati alle conferenze, locali anche destinati alla degustazione dei prodotti della Villa de' Claricini. Esatto, perché c'è anche questo filone importante, esatto, legato all'enogastronomia. Esatto, perché la contessa Giuditta de' Claricini, oltre ad averci regalato tutto questo patrimonio, ci ha anche donato tutto l'insediamento agricolo che sta intorno alla Villa de' Claricini. Sono 200 ettari, 150 destinati a produzione cerealicola biologica e il resto alla produzione vitivinicola. Quindi noi possiamo abbinare cultura con coltura. Questo mix cultura fa sì che questa Villa de' Claricini Dorpacher possa essere un punto di riferimento per tutto il territorio del Friuli orientale e interessare non soltanto gli uomini di cultura, ma anche coloro che vogliono vivere la natura e viverla coltivando con noi questo patrimonio che ci regala tante iniziative e soddisfazioni. Noi adesso però col professore ci spostiamo a vedere gli interni di questa villa. All'interno della villa, come premesso,
come premessa vi devo dire che è estremamente interessante perché è una villa vissuta e quindi testimonia dal 1600 ad oggi esattamente come è stata gestita, vissuta questa villa. Quindi con mobili, con suppellettili, con quadrerie, con un insieme di testimonianze che sono estremamente interessanti. Perfetto. Allora, se ci fa da ospite, noi la seguiamo. Venite con me. È meraviglioso. E alcuni vasi ancora testimoniano, no, della valenza di questo giardino, perché ci sono dei vasi con lo stemma della famiglia De Claricini. Addirittura? Sì, qui all'entrata si vedranno questi vasi storici che vengono ricoverati tutti nella limonaia che si trova sulla mia destra, attualmente sede di una esposizione musiva, sempre su Dante, e pertanto, diciamo così, siamo nella parte centrale della villa dove si possono vedere anche tantissime testimonianze. Vedete anche ci sono le mostre d'arte, no, che sono quelle relative a Dante, e una particolarità sono questi bossi che sono estremamente difficili da mantenere perché c'è la piralide che li distrugge. E noi abbiamo una particolare cura perché questi bossi, no, rappresentano anche quello che è il disegno dei giardini all'italiana storici. Entriamo dal portone del giardino all'italiano perché questa è la parte, come ho detto prima, segreta, quindi riservata. Mentre dall'altra parte c'è la corte d'onore che era aperta al pubblico e che dava sulla campagna. Adesso c'è la mostra delle miniature medievali, perché Massimo Saccon, il maestro Massimo Saccon, ci ha regalato 13 opere miniate, con tecniche miniate del 300, 400 e 500, esattamente come si facevano queste opere, e ce le ha dedicate 13 di queste tutte a Dante. È un'interpretazione, non è una copiatura o una replica semplicemente, però è un'interpretazione dei codici esistenti dal 900 al 1500, tutte merita di ispirate essere vista a Dante. perché se riusciamo a Quindi fare un dettaglio. questo è estremamente importante. E qui vi porto a quello che è l'origine di questo nostro percorso dantesco, è il codice De Claricini, l'incipit del codice De Claricini. Vedete di che bellezza si trattava, no? Perché veramente, no, un codice che si apre con una pagina estremamente interessante. Quindi questa è molto bella. Questa è una cosa, una chicca, parliamo così, ed è esposta in questo salone d'ingresso dove vedete delle panche del Settecento che rappresentano la filosofia della famiglia, cioè l'arte calpestata, vedete lì le immagini dove si calpesta l'arte, dove l'avarizia, l'ignoranza, l'ignavia predomina sulla cultura, e dall'altra parte abbiamo l'esatto opposto. Opposto, abbiamo il trionfo della cultura su elementi come possono essere l'avarizia in questa prima panca o altri elementi che trovate sulle altre panche. Quindi ci troviamo in un ambiente, come dire, artistico già del Settecento che è stato dedicato alla cultura. Qui ci sono dei quadri che rappresentano
anche la famiglia. Poi qui già all'ingresso si respira quest'area di cultura, perché questo esatto. tipo di allestimento, se posso permettermi, accompagna, quindi chi entra molto facilmente si sposta in queste esposizioni che sono anche fatte molto bene e respira proprio quest'area di cultura mescolata alla storia, mescolata alle tradizioni anche delle ville dell'epoca. Ma vi ho detto che questa è una villa con le caratteristiche friulano-venete. Prima ha avuto la caratteristica friulana, poi quella veneta. Lo si vede da Comignoli, dalla costruzione e anche dalla caratteristica di questa villa. Si espande lateralmente con un androne centrale che dà uno con una porta sul giardino e l'altro sulla corte d'onore. Magari possiamo anche vederla, questa corte d'onore, no? Apriamo le porte. Ve la apro io in maniera tale che... No, ecco. Ci troviamo in un'altra stanza della Villa dei Claricini dove sono esposte le cartoline che fanno parte, le cartoline illustrate, che fanno parte della collezione Niccolò de Claricini. Niccolò de Claricini era uno studioso di Dante, il quale aveva collezionato tutte le cartoline alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento. E qui abbiamo in mostra una chicca, una mostra inedita, dove si fa vedere un po' la storia di Dante, lo studio di Dante e tutta la sua caratterizzazione. Quindi è molto interessante perché facendo un giro in questa mostra possiamo avere una panoramica di Dante come a Firenze o a Ravenna, però dettagliata, molto dettagliata e curata. Molto bella. Una chiesa consacrata ancora, dove si possono svolgere tutte le cerimonie, ci sono anche qui dipinti importanti, pertanto diciamo così, una famiglia che aveva una chiesa anche di questa dimensione era una famiglia importante. Molte ville hanno delle cappelle, che sono bellissime, però non hanno questa dimensione. Questo ha una dimensione così di apertura anche al pubblico. D'altronde anche qui abbiamo delle cerimonie aperte alla cittadinanza, al paese, a Moimacco, Montenegro Cividale, che si svolgono. Quindi diciamo, anche qui eventuali matrimoni piuttosto si fanno matrimoni cerimonie, sì. Noi facciamo sia matrimoni religiosi che matrimoni civili, perché il comune di Moimacco ha riconosciuto la sede della villa anche come sede municipale per i matrimoni civili. Quindi abbiamo tutte e due le opzioni. Avete la possibilità per entrambi. Sì. Farvi entrare qua nella sala della musica. Questa è la sala della musica con un pianoforte originale del 1870 che è stato restaurato e qui la famiglia riceveva una volta la musica la suonavano loro. Esatto. E vedete, tra l'altro vi faccio osservare questi quadri, soprattutto anche le cornici di questi quadri, che sono cornici scolpite e ovviamente rivestite di lamine d'oro. Si chiama foglia oro, no? Sì. Sono molto belli. No, molto bello.
quindi è un ambiente molto suggestivo e quindi... Anche i lampadari, cioè sì. si può proprio siamo a apprezzare Venezia, anche qui, no? questa mescolanza tra lo stile friulano e lo stile veneto. E qui invece vi faccio vedere la sala giochi. Qui è la sala giochi, vedete tutto originale, lo stile impero, vedete una quadreria di personaggi importanti della famiglia. Vi faccio vedere anche una sala dedicata a Dante con una statua originale, un busto originale di Dante. Sono dei teli di lino che sono stati stampati e spruzzati d'oro per poter dare la sera il luccichio. Questa è la biblioteca. La biblioteca storica, no? Abbiamo anche documenti del Seicento, no? È bellissimo. Qui sono i sigilli, perché si chiama famiglia De Claricini Dornpacher. Dornpacher viene dall'Austria, quindi l'imperatore Sigismondo IV e tutti i vari imperatori hanno dato dei titoli e questi titoli sono documentati con questi sigilli. Ringraziamo il professor Oldino Cernoia che ci ha deliziati con questo, io lo chiamerei solo un piccolo assaggio di questa meravigliosa villa, perché c'è ancora veramente tantissimo da vedere. Noi siamo stati nei punti più salienti, i meravigliosi giardini, abbiamo visto gli interni, questi interni dove storia, friulanità, quel tocco veneto
lasciano senza fiato. Abbiamo visto anche questa meravigliosa chiesetta, una chiesetta che in realtà non è una chiesetta, perché è una chiesa, bella, consacrata, grande, consacrata. Quindi tra l'altro vi ricordiamo che c'è la possibilità anche di officiare dei matrimoni. Mi diceva il professor Cernoia, matrimoni sia con rito cattolico, religiosi, che anche civili, quelli civili, perché siamo sede comunale per matrimoni civili. Ecco, quindi oltre gli eventi, oltre ai matrimoni, oltre alla miriade di attività, ricordavamo prima anche l'enogastronomia, i buonissimi vini che producono loro, Villa dei Claricini Dornpacher è un contenitore, un fulcro di storia, di cultura, di arte, e sicuramente da visitare, una tappa importantissima del nostro Friuli. Alla fine della trasmissione noi vi faremo scorrere tutti i riferimenti per potervi informare meglio e poter venire a vedere di persona ed apprezzare quello che noi abbiamo avuto la fortuna, grazie all'ospitalità del professore Cernoia, di poter godere. Certamente, certamente vi invito a tornare, perché la visita che abbiamo fatto oggi è molto breve. Abbiamo visitato solo quello che a prima vista possiamo vedere, però c'è uno scrigno qui di bellezza che ci permette di visitare moltissimi locali che sono completamente arredati, i cui dettagli meritano di essere attenzionati. Io vi ringrazio molto per questa visita a Villa dei Claricini, è una visita che sarà una scoperta anche per i vostri telespettatori, perché sicuramente è da conoscere. Si trova alle porte di Udine, si trova alle porte di Cividale, ci sono le piste ciclabili tutto intorno alla villa, c'è la stazione dei treni che è a 150 metri, quindi diciamo così abbiamo una collocazione estremamente raggiungibile in pochi minuti da Udine. Esatto. E quindi merita veramente un passaggio, una visita, perché dà veramente la possibilità di godere delle bellezze del nostro Friuli che sono sotto casa. Esatto, io non vi aggiungo altro, semplicemente che la Fondazione dei Claricini Dornpacher è una fondazione che offre al pubblico questa bellezza. Io uso questo termine spesso, bellezza, perché veramente è molto bella ed affascinante, ed è un gioiello del nostro Friuli. Venite a trovarci, noi vi ospiteremo e vi faremo godere di questa meraviglia. E noi ci uniamo al professor Cernoia: venite a Villa dei Claricini Dornpacher perché merita veramente. Ringraziamo i nostri ascoltatori della Web TV Esploraiama, vi ringrazio in particolare perché vedo che ci state seguendo con piacere, riceviamo costantemente elogi e anche i nostri ascoltatori che ci spronano a fare sempre e ancora di più. E noi sempre ancora di più continueremo a essere sul territorio per tutti voi, per farvi vedere le meraviglie del Friuli Venezia Giulia da esplorare e da amare. Buon proseguimento a tutti. Grazie.